Il progetto Rete degli Empori della Solidarietà nasce nel 2011 a seguito dell'adozione della legge regionale numero 11 del 2011 che si pone come obiettivo il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari attraverso la collaborazione con gli enti del terzo settore. Quando abbiamo pensato a come sviluppare questo progetto assieme al Banco Alimentare, a Caritas e ad altre realtà del terzo settore, ci sono venute in mente alcune parole chiave che sono diventati i principi guida di questa iniziativa: la relazione, la missione, la rete. Questi principi sono stati il punto di partenza per costruire degli spazi aperti nel territorio, non solo di distribuzione di generi alimentari, ma soprattutto di ascolto, di condivisione e di reciprocità, affinché le persone si sentano accolte, accompagnate, senza alcun giudizio o stigma. Il riconoscimento del diritto al cibo, che deve essere assicurato a tutti, è diventato anche l'occasione per costruire un'alleanza con le comunità locali e per pensare a nuovi modi per essere solidali e prossimi a chi vive situazioni anche momentanee di difficoltà. L'Emporio della Solidarietà di Venezia nasce il 7 novembre del 2019. Nasce da un gruppo di amici che fanno parte dell'associazione Corte del Forner e che erano i capo equipe nella giornata della colletta alimentare. È un emporio diretto che vuole essere non solo una distribuzione di cibo, ma anche accogliere la persona a 360 gradi. E abbiamo una parafarmacia dove distribuiamo i parafarmaci, distribuiamo anche la cartoleria gratuitamente e per ultimo, nato, abbiamo lo sportello di solidarietà digitale. Questo perché ormai la più parte dei bandi che riguardano i contributi della pubblica amministrazione sono da farsi online e ci siamo accorti che i nostri utenti, pur avendo la connessione del telefono, molte volte non hanno il computer a casa e anche questo è un sistema per aiutare le persone. Il Banco Alimentare del Veneto nasce 30 anni fa da un'intuizione di Guido Biondani, il papà della nostra attuale presidente Adele. E cos'è questa intuizione, questo buon cuore? Ha avuto una donazione di 3 bancali di brioche in scadenza e di circa 70 kg di pasta. Serviamo tutto il Veneto. Abbiamo anche 6 dipendenti perché con il loro operato riusciamo comunque a garantire tutte le procedure di sicurezza e amministrative che ci competono, perché nonostante l'associazione sia un ente del terzo settore, quindi no profit, è a tutti gli effetti un'azienda di logistica. Tutto questo che noi recuperiamo, che è equivalente a circa appunto 6.400 tonnellate, lo mettiamo a disposizione degli indigenti e delle strutture caritatevoli che ci danno una mano a distribuirle. Qui siamo all'interno di uno dei 13 empori della solidarietà della rete veronese. Si tratta di piccoli market solidali, 9 dei quali sono all'interno del progetto della Regione del Veneto. A una prima occhiata sembrano dei piccoli market dove le persone prendono il cibo. Effettivamente così, ma nel tempo, il primo aperto nel 2015, ma negli anni successivi sono diventati molti di più. Innanzitutto la loro forza è l'essere nati da una rete territoriale, è un'alleanza che si è costruita tra il pubblico e il privato, tra realtà ecclesiali e non, tra associazioni formali e non formali. La loro forza sono anche i volontari che tengono aperto questo spazio, lo appopolano, lo rendono accogliente e ogni emporio ha dai 50 agli 80 volontari attivi. Il progetto Emporio più recentemente a Verona ha sviluppato uno spazio di capacitazione dove sono valorizzate le competenze di tutti. Noi lo chiamiamo officina culturale.
centrale e mette a sistema dei laboratori, cioè degli spazi di relazione e di competenza che trattano temi come cucina, cucito, ecologia domestica, lettura delle utenze con il risparmio energetico, mobilità sostenibile con l'uso della bicicletta e utilizzo per esempio del libro come strumento di cultura per tutti. Si tratta di temi importanti che però riguardano la nostra vita quotidiana e che ci permettono di affrontarla secondo uno stile di vita più sostenibile. Sono Luigia, sono volontaria presso questo emporio e ho iniziato da quando sono andata in pensione. Sono venuta a conoscenza di questa realtà tramite un passaparola di altri volontari. Devo dire che è un'esperienza molto che ti aiuta a crescere perché conosci molte persone, lavori con molte persone e cresci dando ma anche ricevendo molto da quello che fai, proprio è una sensazione di completezza. Siamo all'Emporio Solidale La Dispensa di Montebelluna, un emporio indiretto e diretto della Regione del Veneto. All'emporio arrivano eccedenze alimentari e ortofrutta che vengono ridistribuite agli enti e alle associazioni di tutto il Veneto. Inoltre siamo anche banco delle opere di carità per la distribuzione dei prodotti AGEA, prodotti ministeriali ed europei forniti per gli indigenti. Abbiamo iniziato nel 2006, arrivando alle persone del Montebellunese grazie a una filiera donativa locale. Nel 2016, con l'amministrazione di Montebelluna, siamo arrivati in una sede come questa che ha messo a sistema quello che avevamo iniziato con l'assessorato della Regione Veneto nel 2014. Oggi 50 volontari che vengono in qualche modo rappresentati da tante di queste foglioline che sono il simbolo del nostro operato. 50 volontari che permettono di avere ogni 3 giorni una distribuzione di aiuti che arriva grosso modo a 30.000 persone grazie a una filiera donativa di oltre 500 aziende. Ma la dispensa è un luogo di incontro tra persone per promuovere il consumo responsabile e il diritto al cibo. Gli empori sono diventati in molti casi il primo punto di ingresso per persone vulnerabili per la loro presenza e vicinanza nel territorio. La rete è costituita da 28 empori divisi tra empori diretti ed empori indiretti che aiutano centinaia di persone e famiglie. Vorremmo sottolineare come il valore aggiunto di entrambe le realtà è stato quello di offrire un accompagnamento e un progetto personalizzato per i beneficiari, tenendo conto della situazione di ciascuno. Ci auguriamo che l'esperienza maturata nel corso di questi anni possa rappresentare un modello di intervento radicato nel sistema integrato degli interventi dei servizi sociali, ponendo al centro la persona nel pieno riconoscimento della sua dignità e dei suoi diritti.